Siamo qui con il BPTV con Mister Gaburo dopo Pro Palazzolo Desenzano 1-0. Mister, dopo 2 vittorie arriva questo stop sul campo della Palazzolo, una partita che è sembrata difficile sin dal primo minuto. Le chiedo, a livello di piano tattico, se si aspettava una Palazzolo così accorta e così difficile da attaccare. Sì, nel senso che la Pro Palazzolo ha dei numeri importanti dal punto di vista difensivo, soprattutto in casa. Sapevamo che venire qua oggi era una giornata abbastanza a rischio, poi ci sono state delle situazioni che si sono accumulate a ridosso della partita, come il infortunio di Gori ieri in finitura e la febbre di Camarlinghi, che hanno dato insomma il sentore che sarebbe stata una giornata particolarmente difficile. Mi aspettavo questo tipo di partita, speravo di essere più bravi noi a trovare comunque lo spiraglio per fare gol o su una penaltiva o su situazioni comunque di area piena che abbiamo avuto per tutta la gara. Brava la Palazzolo secondo me a difendersi e noi dobbiamo ripartire, basta. Le chiedo, mister, oggi una Cardella stranamente più appannato rispetto alle ultime uscite, forse un po' di stanchezza, però l'ingresso di Quaggio e la traversa, soprattutto il grande peso che ha portato in attacco l'ex giocatore del Cardiero è un segnale forte comunque, adesso è un'arma in più. Sì, io sinceramente non ho visto Cardella non far bene, non ha avuto palle importanti per far gol, perché è diverso, perché comunque ha lavorato molto per la squadra, si è staccato molto da là, ha lavorato molto soprattutto nel primo tempo, molte palle spalle porta, penso che ha fatto una buona partita, dopo è chiaro non ha avuto come altre volte la stoccata per poter magari fare gol. Qua è entrato fresco in un finale dove giocavamo praticamente negli ultimi 30 metri, ha avuto qualche palla in più, non solo sulla traversa ma anche diverse palloni addosso che ha lavorato bene. Però dai, sono buoni giocatori, noi dobbiamo esclusivamente andare avanti, cercare di far passare questo momento qua un po' di transizione dove ci stiamo un attimino rimettendo a posto anche con la rosa e andare avanti, dai, perché penso che questo deve essere il tema. Le faccio l'ultima domanda, arriva questa seconda sconfitta stagionale in uno scontro, si può dire diretto perché comunque è una delle pretendenti. La prossima domenica arriva per l'appunto l'Arconatese, che è una formazione che negli ultimi 2 turni comunque ha saputo anche fermare la Varesina ad esempio in casa. Sarà una gara complicata, mister? Ma guarda, in questo momento sono tutte complicate le gare, dobbiamo essere bravi a resettare, tornare in campo con la testa giusta, perché l'Arconatese, l'avevo detto all'andata, lo dico adesso, non è una squadra all'ultimo posto, lo sapevamo, ha una buona rosa e quindi in questo momento le partite sono tutte delicate, ma vale per noi, vale per gli altri. Cioè, penso che sarà una gara difficile, ma come lo è stata con Magenta, io da questo punto di vista dobbiamo trovare subito il passo, non dobbiamo nervosirci troppo per questa battuta d'arresto, perché nell'economia del campionato può capitare e dobbiamo essere molto bravi più mentalmente che sul resto. BPTV qui con Mister Guido dopo la vittoria della Pro Palazzolo sul calcio desenzano per 1-0, decide Paloschi. Mister, dopo un 2025 iniziato forse un po' piano rispetto alle aspettative, arriva questa vittoria in questo turno infrasettimanale contro, diciamo, la seconda in classifica che perde la seconda gara del suo campionato, ma soprattutto siete l'unica formazione per il momento a non aver mai subito gol dal Desenzano. Le chiedo, mister, le sue impressioni dopo una vittoria così importante, anche dal punto di vista del morale. Sì, la prima cosa è che dopo sabato a Verona volevamo avere una reazione soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, mentale, dell'agonismo nella partita, e credo che questa sfida, questo derby ce l'ha portato da solo, perché la partita era veramente importante. Poi il risultato ovviamente ti gratifica ancora di più per quello che i ragazzi hanno messo in campo. Siamo partiti purtroppo. La sconfitta di Verona ci ha un po' rallentato, però la partita di oggi ci deve portare a capire che questa squadra, se riesce a tenere un livello alto di attenzione, di percezione del pericolo, di determinazione nei duelli come ha fatto oggi, non solo perché c'era di fronte il Desenzano, credo la squadra più attrezzata e più forte di questo girone, lo deve fare sempre. Se riusciamo a fare questo salto, questo step mentale, potremo toglierci grandi soddisfazioni. Credo che questa sia la chiave superiore. Mister, il match winner è Alberto Paloschi, che torna titolare, non succedeva dal 2 ottobre con la maglia al tempo del Desenzano contro il San Giuliano, e torna a segnare. Ti chiedo, questa scelta è stata fatta proprio anche in relazione del fatto che lui è un ex e aveva tanta voglia di far bene, stava bene fisicamente? Ma non importa
l'avversario che c'era di fronte oggi. Abbiamo cercato di lavorare in queste partite per portargli più minutaggio possibile, lo abbiamo fatto sin da quando è arrivato, ha fatto la prima mezz'ora, domenica è dovuto entrare 45 minuti e oggi è partito dall'inizio. Non era in programma magari di tenerlo così tanto tempo in campo, ma ne avevamo bisogno perché è un ragazzo che si mette veramente a disposizione, perché nella fase di non possesso oggi è stato determinante secondo me nella prima pressione, sia lui che Spaviero e Cogliati. L'avevamo preparata cercando di mettere 3 giocatori contro i 3 loro costruttori. Alberto è un giocatore che non devo assolutamente parlarne io, oggi ha dimostrato veramente il suo grande valore sia umano che da giocatore, ci ha risolto una partita, siamo contenti, speriamo che ce ne risolva tante altre. Mister, la prossima sarete in trasferta in casa del Sant'Angelo, si può dire un altro scontro diretto che arriva sul calendario in una settimana praticamente infuocata perché affrontate il derby, poi dopo arriva un'altra diretta concorrente. Le chiedo come arriva la squadra a questo punto dopo una vittoria del genere. Ma innanzitutto bisogna godersi questa giornata perché i ragazzi se lo meritano, per un allenatore non c'è più grande soddisfazione di vedere quello che loro hanno messo in campo indipendentemente dal risultato, che ovviamente è molto molto importante. È giusto che si godano questa vittoria, se la godano loro, se la goda la società, se la goda la piazza, ma da domani bisogna pensare a una partita ancora più difficile di quella che è oggi, perché affrontiamo una squadra che sarà molto molto agguerrita, quindi bisognerà recuperare molte energie e poi da domani penseremo come prepararci per Sant'Angelo.